Cristina, come stai? Bene, bene. Bene. Siamo qua in piena della vendemmia. Piena vendemmia, il Abbiamo racconto. vendemmiato il catarratto, che è una varietà qua, una varietà autoctona siciliana. Perfetto. Allora, l'altra caratteristica che vedo, per esempio, è questa terra che mi sembra un colore particolare. Questo è un terreno argilloso. Qua diciamo che il nostro è un continente, perché abbiamo 5 tipologie di terreno. Qua puoi trovare il terreno argilloso, sposti e fai 200 metri, trovi il terreno calcareo, quello bianco. Poi puoi trovare quello rosso, il terreno sabbioso, o il medio in basso, che è un miscuglio tra il terreno sabbioso e l'argilloso. 5 tipologie di terreno, quindi ci possiamo sbizzarrire come vogliamo con i nostri vigneti, con le nostre varietà, con tutto. Francesco, e quando è nata questa cooperativa Sette Sole? La cooperativa Sette Sole è nata nel 1958. I soci fondatori sono stati 88 e la prima vendemmia l'abbiamo avuta nel 1965. È impressionante, no, Stefano? È la differenza nel terreno. Siamo stati appena adesso è un terreno argilloso e qua questo terreno è molto più bianco. Questo terreno è un terreno calcareo che molto si adatta a questo vitigno, vitigno catarratto, che è un vitigno autoctono. Questo vitigno è stato scelto dai nostri tecnici della cantina Sette Sole dopo molti studi, vari anni di studi, e noi li ringraziamo perché hanno fatto ottimi studi e abbiamo noi raggiunto ottimi risultati grazie a loro. Perciò questo catarratto, che è questo eccellente vino che assaggiamo, questo vino bianco, è derivato da un'uva autoctone, cioè un prodotto che c'è soltanto in Sicilia, che mettiamo così grazie a voi, no? Grazie ai vostri sforzi, grazie alla vostra terra e grazie anche al vostro sudore, no? Luz do sol que a folha traga e traduz. Diante de tanta imensidão como essa, me viria uma canção do Caetano Veloso, Luz do Sol. Luz do Sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força e luz. Tocam a terra e a terra inspira e exala seu